Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si è lavorato alacremente per riaprire la 107 che torna percorribile almeno su una corsia già da stasera. Per i lavori di messa in sicurezza ci vorrà ancora tempo. Corte dei Conti severa con amministrazioni pubbliche e sanità, settore che rischia un alto danno erariale, il buco dei doppi pagamenti e gli stipendi elargiti ai boss. Gli inquirenti lavorano alacremente per individuare il movente che ha spinto Salvatore Giordano a sterminare la sua famiglia e a togliersi la vita. Si segue anche la pista della presunta difficoltà economica. Dura reprimenda del magistrato antimafia della DDA di Reggio, Roberto Di Palma, nel corso del processo scaturito dall'inchiesta Mediterraneo. Il PM risponde a muso duro al boss Molè: non conti più nulla. Disagi all'ospedale di Locri per la chiusura del reparto di gastroenterologia. Per le prestazioni bisogna rivolgersi alle strutture private. Le associazioni dei laboratori di analisi cliniche rendono noto di aver sporto denuncia nei confronti del commissario ad acta Massimo Scura per la decisione assunta da questi di proporre contratti di spesa decurtati a consuntivo. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura una buona notizia: riapre la statale 107, la Silana Crotonese, interessata da una frana che ne ha interdetto il transito ai veicoli. L'arteria dunque torna percorribile almeno su una corsia proprio da stasera, ma per i lavori di messa in sicurezza ci vorrà ancora del tempo. Gianluca Pasqua. La squadra di rocciatori dell'ANAS ha lavorato anche stanotte per iniziare a mettere in sicurezza il costone venuto giù in località Castagnello sulla statale 107 Silana Crotonese. Sono state montate delle torri faro fornite da protezione civile per permettere di proseguire senza interruzioni l'intervento di perlustrazione e di sgaggio finalizzato ad avere un quadro preciso dell'entità e della dinamica della frana e mettere in sicurezza le aree instabili, facendo cadere in modo controllato il materiale in procinto di staccarsi dalla parete. Sul manto stradale della Silana Crotonese, a poche centinaia di metri dallo svincolo che dirige sulla vecchia arteria e a 2 chilometri dall'innesto con la statale 18, sono ancora visibili alcuni dei grossi massi precipitati alle 18:30 circa di mercoledì scorso. L'area interessata dalla frana era stata già attenzionata per precedenti smottamenti, ma le condizioni del pendio sono mutate a causa degli incendi che si sono propagati durante l'estate. Le piogge incessanti hanno acuito la friabilità della roccia, che scivolando ha squarciato le reti di protezione e danneggiato le barriere. I massi e le pietre hanno superato ogni ostacolo, cadendo sul manto stradale, fortunatamente in un momento in cui la strada era sgombra da veicoli o persone. L'architetto Silletta e il geometra Guarascio dell'ANAS coordinano gli interventi dei 6 rocciatori e del personale che in collaborazione con la protezione civile sta sistemando dei container protettivi stabilizzati da grossi blocchi di cemento, utili sia nella fase di intervento che una volta riaperto il traffico veicolare sulla corsia esterna a senso unico alternato. Nell'eventualità di altri scivolamenti, il materiale roccioso cadrebbe tra la parete e il container in un'area cuscinetto, senza provocare ulteriori danni. Si tratta di una prima fase di lavori che consentiranno appunto una riapertura parziale con la sistemazione di un impianto semaforico. Per avere la totale fruibilità della strada serviranno settimane. Nel frattempo, segnaletica e personale su strada dirottano il traffico sulla viabilità alternativa, disagi inevitabili per automobilisti e autotrasportatori, costretti a percorrere centinaia di chilometri in più. A Catanzaro per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario per la Corte dei Conti, in apertura la relazione del procuratore regionale Rossella Scerbo, che ha posto l'accento sulle criticità che interessano la nostra regione: sanità e carenza di personale, gli ambiti più a rischio. Anna Franchino.
Il nuovo anno giudiziario della sezione della Corte dei Conti a Catanzaro si apre alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La carenza di organici destinata ad acuirsi nei prossimi mesi, il tasto dolente. La sanità si conferma in Calabria ambito particolarmente sensibile con l'alto rischio del danno erariale, ma anche l'indebito utilizzo di fondi, la corruzione, l'inerzia delle amministrazioni. È la vicenda che riguarda l'uso dei fondi dei gruppi consiliari in regione e quella di alcuni dipendenti dell'ASP di Reggio che avrebbero continuato a percepire lo stipendio nonostante avessero riportato condanne penali. Sono alcuni fra i temi trattati nel corso dell'inaugurazione. Sono ben 3.267 le istruttorie pendenti, oltre 1.000 i fascicoli per ciascun magistrato, ha sottolineato il procuratore generale Rossella Scerbo, che ha posto l'accento sulle tante problematicità che alle nostre latitudini si è costretti ad affrontare. Una regione dove abbiamo c'è un'altissima esposizione a danni erariali in materie soprattutto come la sanità, in materia di fondi comunitari e che purtroppo peraltro la Procura affronta con delle risorse molto limitate. Noi abbiamo un carico di lavoro di almeno 1.000 fascicoli a magistrato. Non abbiamo anche un'adeguata dotazione di personale amministrativo che possa supportarci nell'attività istruttoria e quindi comunque la Procura si è sforzata di svolgere la sua attività perseguendo anche e curando in maniera particolarmente attenta il recupero dei crediti reali. Vigilanza e consulenza, le parole chiave sull'esecuzione delle sentenze di condanna, ma c'è anche un altro dato che emerge dalla relazione del procuratore, la ricorrente latitanza delle amministrazioni danneggiate che viola gli specifici obblighi di denuncia. Non tutte le amministrazioni collaborano, a volte probabilmente per una certa vischiosità di rapporti che si creano all'interno dell'amministrazione perché spesso sono dipendenti o ex amministratori delle amministrazioni, a volte perché si tratta di amministrazioni piccole che non hanno per esempio un ufficio legale strutturato e poi perché i condannati tentano di sottrarsi in ogni modo anche compiendo atti dispositivi di questo bene. In questo senso la Procura si è attivata anche esercitando azioni revocatorie sempre al fine del recupero del credito erariale che poi è la mission fondamentale. Torniamo ad occuparci di quella che è stata ribattezzata la strage di Carnevale. A Rende gli inquirenti lavorano per individuare il movente che ha scatenato la mattanza nella famiglia Giordano. Si segue anche la pista della presunta difficoltà economica. Vediamo. Lo so, il commercio non è che vada tanto bene perché con tutte queste internet, strumenti musicali, dischi non se ne vendono più. Le parole, pronunciate dallo zio Rino, tornano in mente quando si pensa a un possibile movente della strage di Rende. La crisi del commercio, i problemi economici, magari non insormontabili, ma comunque presenti e minacciosi, avrebbero potuto innescare il meccanismo che ha portato Salvatore Giordano a distruggere la sua famiglia prima di mettere fine anche alla propria esistenza. Un'attività fiorente nei decenni precedenti, che pian piano viene ridimensionata dalle nuove realtà commerciali, il tentativo di diversificare l'offerta per imporsi sul mercato, sfruttando il prestigio di un nome spendibile e apprezzato in città. Buoni propositi che, come succede spesso, si scontrano con margini di guadagno risicati, progetti che svaniscono insieme alle proprie certezze e alle sicurezze da lasciare ai propri figli, un'esigenza avvertita soprattutto quando con il passare degli anni si pone lo sguardo sul futuro altrui. Un tarlo che avrebbe minato la stabilità di una mente diventata debole. Gli inquirenti proseguono le indagini, le autopsie forniscono i dettagli sulla dinamica della mattanza e raccontano le ultime fasi di una tragedia maturata forse soprattutto nei locali del negozio, dove si scrutano le carte e i documenti per trovare le tracce di un disagio latente, sfociato nella follia omicida che si è scatenata nella notte di Carnevale. A Cittanova adesso per raccontarvi la storia di un bambino di 5 anni colto da malore e salvato dagli agenti della Volante. Vediamo. Salvato un bambino di 5 anni che deve la sua vita agli agenti della polizia del commissariato di Cittanova. Drammatica la telefonata giunta sulla linea di emergenza del 113. Una madre in preda alla disperazione chiedeva aiuto per il figlio, colto da improvviso malore, le cui condizioni a causa di difficoltà respiratorie andavano aggravandosi in maniera irreversibile. Immediato l'allarme e l'intervento degli agenti della Volante che giungevano in tempo reale sul posto. Il piccolo, colto
coinvolto da convulsioni, stava rischiando il soffocamento a causa della lingua ripiegata all'indietro che ostruiva le vie respiratorie. I poliziotti intuivano subito che non c'era il tempo di attendere l'arrivo del 118, già allertato, ma occorreva intervenire in modo immediato. Il bimbo infatti aveva già perso conoscenza. Con prontezza di spirito e grande professionalità uno dei due agenti ha operato le manovre di primo soccorso sul piccolo. La manovra praticata dall'agente di polizia si è rivelata decisiva. Il bambino ha ripreso a respirare e a riacquistare conoscenza. Madre e figlio sono stati quindi affidate alle cure del personale medico del servizio 118. Una tragedia scongiurata, frutto di capacità, tempestività e senso di umanità dei poliziotti intervenuti. Dura reprimenda del magistrato antimafia della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, nel corso del processo scaturito dall'inchiesta Mediterraneo. Il pubblico ministero ha risposto a muso duro al boss Molè: non conti più nulla. Queste le sue parole, vediamo. Una battuta pungente e sferzante che ci inorgoglisce una volta tanto di essere calabresi e che vorremmo sentire più spesso per far capire che lo Stato non ha remore e timore contro i poteri criminali. Sì, perché la bacchettata verbale, dura e diretta contro un boss della mala di Gioia Tauro, Girolamo Molè, detto Mommo, arriva da un magistrato in prima linea nella lotta contro l''ndrangheta, Roberto Di Palma, sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, da 20 anni impegnato a contrastare la criminalità organizzata calabrese, prima presso la Procura di Palmi, oggi nella distrettuale Regina. Lei, signor Molè, afferma il magistrato, non conta più niente. Nell'aula del collegio del Tribunale di Palmi si sta giocando l'ennesima partita processuale tra il rappresentante della magistratura antimafia e Mommo Molè. Il processo è quello scaturito dall'operazione Mediterraneo, coordinata e sostenuta in aula proprio dall'accusa di Roberto Di Palma. Il pubblico ministero antimafia aveva da poco terminato la sua requisitoria e si stava accingendo a chiedere le condanne di tutti gli imputati quando il boss ha chiesto la parola al presidente del collegio. Sempre con noi ce l'avete, lo sfogo di Molè, vi volete fare pubblicità sulle nostre spalle, ha strillato collegato in videoconferenza dal carcere dove si trova rinchiuso. Molè poi ha continuato sostenendo che l'accusa portata in aula dalla distrettuale antimafia di Reggio Calabria sarebbe stata costruita su prove false, rimasticando vecchie ordinanze di custodia cautelare. Per Molè il magistrato Di Palma avrebbe usato il nome della sua famiglia soltanto per farsi della pubblicità. Il PM Di Palma non ha perso tempo e ha attaccato. Lei, signor Molè, non è nessuno, è solo provato e toccato dal carcere, ma non conta più nulla e questo lo sa anche lei. Non usa giri di parole il magistrato. Non ce l'abbiamo con lei, signor Molè, ha continuato. Noi facciamo indagine e il nostro scopo non è certo farci pubblicità o acquisire notorietà. Se fosse vero, considerato che l'arresto ogni 2 mesi dovrei essere procuratore nazionale antimafia e invece sono un semplice pubblico ministero. Il boss Mommo Molè è l'unico imputato di rilievo del procedimento Mediterraneo che ha scelto il rito ordinario e che sta affrontando il processo a Palmi. Gli altri, compreso suo figlio, suo fratello e suo nipote, sono stati già condannati in primo grado davanti al GUP di Reggio Calabria per associazione mafiosa e una serie di altri reati. A Vibo Valentia c'è una notizia dell'ultima ora, la vediamo sulle agenzie di stampa. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Vibo Valentia hanno salvato la vita a un 50enne con problemi psichiatrici che nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo Marina si era sdraiato sui binari con l'intento di suicidarsi. In particolare i militari intervenuti, dopo aver invano tentato di fare ragionare l'uomo per portarlo a più miti consigli, lo hanno tempestivamente allontanato dai binari sui quali aveva appoggiato la testa in attesa del passaggio del treno. L'uomo è stato poi soccorso dal 118 che lo ha trasportato nell'ospedale di Vibo Valentia. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Il personale della squadra volante di Cosenza ha arrestato un 31enne nel corso dei controlli. Sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 6 involucri contenenti marijuana e hashish, nonché un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente sequestrata, già suddivisa in varie porzioni e pronta per essere immessa sul mercato, era stata nascosta in diversi punti dell'abitazione, all'interno di mobili e suppellettili.
I carabinieri della compagnia di Rendi hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne residente a Castrolibero. I militari nell'abitazione del giovane hanno ritrovato 5 bilancini di precisione e un involucro in cellofan contenente 30 grammi di cocaina, di cui l'uomo aveva tentato di disfarsi lanciando l'involucro dalla finestra dell'abitazione. Per il giovane disposti i domiciliari. Hanno messo in vendita della carne di suino di dubbia provenienza. 2 persone, titolare e gestore di una macelleria di Spadola nel Vibonese, sono state denunciate a vario titolo dai carabinieri forestali per macellazione clandestina, ricettazione e violazione dei sigilli, commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, rimozione dei sigilli e mancata osservanza di un'ordinanza sindacale. Momenti di panico e tantissime chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro per un incendio scoppiato nella notte nella sala condominiale di una palazzina di 7 piani a Catanzaro. Non sono stati registrati danni alle persone. Il locale, posto al primo piano dello stabile, era adibito a magazzino. Accertamenti in corso per risalire alle cause del rogo. Disagi all'ospedale di Locri per la chiusura del reparto di gastroenterologia. Per le prestazioni bisognerà rivolgersi alle strutture private. Vediamo. Il responsabile del reparto si dimette e sceglie la libera professione. Decisione assolutamente lecita. Il medico incaricato di sostituire il collega lascia scoraggiato per inadeguatezza degli strumenti. Risultato: il reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Locri chiude e i disservizi aumentano. La notizia arriva nelle ultime 24 ore, ma il reparto, badate, risulta chiuso dall'1 febbraio. Insomma, quasi quasi sarebbe passato tutto inosservato, invece qualcuno se ne è accorto. Gli utenti dovranno rivolgersi ad altre strutture pubbliche o a strutture private. Insomma, un caos del quale si sarebbe fatto volentieri a meno. E considerare che a Locri, su sollecitazione dei sindaci del comprensorio, pochi mesi fa sono arrivati gli ispettori ministeriali, i quali naturalmente dovranno far sapere cosa hanno scoperto e verificato. Intanto la sanità è in declino e questo non va. Ancora per la sanità ci sono i laboratori d'analisi sul piede di guerra. La proposta dei contratti per il 2017 provoca una sommossa. Anisap e Federlap presentano denunce a Reggio Calabria e a Catanzaro per abuso e tentata estorsione. Nel mirino il commissario Scura e i manager delle aziende sanitarie provinciali. Oggi la convocazione presso l'ASP di Reggio Calabria, ma sentiamo com'è andata. Le associazioni dei laboratori di analisi cliniche della Regione Calabria sul piede di guerra nei confronti del commissario ad acta alla sanità Massimo Scura hanno deciso di depositare degli esposti presentati alla Guardia di Finanza di Reggio e Catanzaro contro Scura e i direttori generali delle ASP, che hanno avviato le convocazioni per la firma dei contratti contenenti tetti di spesa decurtati a consuntivo e clausola di rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese e future. Oggi la convocazione è a Reggio Calabria, ma sentiamo com'è andata. Eravamo convocati dall'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per la firma dei contratti. Abbiamo chiesto al direttore generale di rinviare la firma per una serie di motivazioni. La prima motivazione è che in corso in questo momento un ricorso al TAR di Catanzaro che deciderà nel merito della vertenza il 12 di aprile. Abbiamo sollevato anche un altro problema al direttore generale. Ieri noi abbiamo presentato alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria e di Catanzaro una denuncia per tentativo di estorsione nei confronti del commissario ad acta ingegnere Massimo Scura, e abbiamo messo sotto osservazione, abbiamo chiesto anzi il sequestro del contratto che ci viene proposto. Oggi il direttore generale non ci ha proposto nessun contratto, anzi lui stesso ha detto che non era ancora pronto perché
doveva espletare tutto l'iter per il calcolo dei fabbisogni e poi eventualmente ci avrebbe fatto una proposta. La riunione si è conclusa con un rinvio sine die della convocazione, quindi della firma del contratto stesso. Configurano gli estremi dei reati di abuso e tentata estorsione e quello che chiedono Anisap, Calabria e Federlab è di avere ciò che gli spetta. Siamo stati chiamati nel febbraio dell'anno 2018 a firmare un contratto per delle prestazioni che abbiamo reso nell'anno 2017 in forza del contratto che avevamo stipulato nell'anno 2016 e che si prorogava automaticamente fino alla firma del nuovo contratto. Ora, noi abbiamo erogato nell'anno 2017 le prestazioni così come erano previste dal contratto 2016, non una prestazione in più. E ora, a febbraio del 2018, ci si dice: io le prestazioni che tu hai erogato nell'anno 2017 te le pago soltanto in parte, te le pago soltanto nella misura del 60%, il 40% non te lo voglio pagare. E se tu non firmi, c'è scritto l'articolo 14 del contratto che ci è stato proposto, e se tu non firmi questo contratto che si riferisce all'anno 2017 e non all'anno 2018, se tu non firmi questo contratto io ti disaccredito, non lavorerai più con me, col servizio sanitario regionale. C'è una notizia importante sul fronte delle infrastrutture, la vediamo insieme sulle agenzie di stampa. L'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emesso all'unanimità parere favorevole sulla seconda tratta del terzo megalotto della strada statale 106 Ionica, lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta regionale. Poi si dice ancora che è la più grande infrastruttura prevista nel Mezzogiorno d'Italia per i prossimi 10 anni. La prossima settimana ci sarà la delibera definitiva di approvazione del progetto da parte del CIPE, che prevede un investimento di 1.335 milioni di euro, l'opera più costosa in Calabria dopo la 3. Cambiamo decisamente argomento, siamo alle iniziative di cultura e bellezza. Si è parlato alla provincia di Cosenza in un incontro promosso dall'Istituto Internazionale di Ricerca Abitacolo. Vediamo. Viviamo una stagione caratterizzata da una sorta di espressionismo volgare, in cui le idee estetiche che vengono imposte sono tante e variegate. Ma come la cultura può contribuire a ritrovare una vera ed oggettiva idea di bellezza? Il tema è stato ampiamente discusso a Cosenza in un incontro promosso dall'Istituto Internazionale di Ricerca Abitacolo e che segue a quello del MAXXI di Roma. A Cosenza intanto presso il Museo delle Arti e dei Mestieri è possibile visitare fino al 22 febbraio la mostra Mutazioni in nome della bellezza a cura di Fernando Miglietta. Noi siamo impegnati come Istituto di Ricerca Abitacolo appunto a rivendicare la bellezza come forma e immagine emblematica di una cultura. Al di là di ogni estetismo, di ogni tecnicismo, la cultura deve rivendicare la centralità di un'azione continua, forte nei confronti della società, per costruire una coscienza civile di una nuova fase in cui la bellezza venga riscoperta come condizione di cultura identitaria e non di estetismi che tanto hanno modificato, come dire, l'immagine di questo paese sia nelle città, nella natura, nel paesaggio. E direi che la maggior parte dei misfatti compiuti sul paesaggio, sulle città, sono stati compiuti proprio in nome della bellezza. L'Istituto Internazionale di Ricerca Abitacolo lancia un vero appello contro la bruttezza in Italia e lo fa mostrando le opere
opere dei maggiori protagonisti dell'arte, dell'architettura e della cultura italiana sull'esperienza della bellezza come forma della natura, della cultura e della storia. Sono tanti i modi di guardare alle molteplici forme della bellezza contemporanea, dall'arte alla città, al paesaggio, all'estetica della globalizzazione. La mostra Mutazioni in nome della bellezza propone il pensiero creativo di architetti e teorici, registi e artisti, filosofi e critici. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. L'alta pressione ha riportato condizioni di stabilità e favorirà anche un aumento delle temperature. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi sparse ma senza precipitazioni, temperature in aumento. Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani mari calmi o poco mossi, con venti deboli a regime di brezza. Per ulteriori dettagli meteincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.